Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera. Prima di tutto do la parola, abbiamo il piacere di avere qui con noi un assessore comunale, il signor Flavio Denardi, che ringrazio per essere qui, e do subito la parola a lui che ci porterà sicuramente i saluti del Comune di Vittorio Veneto. Prego. Porto i saluti dell'amministrazione comunale che in queste occasioni è molto sensibile, specialmente quando si parla di persone che hanno magari delle difficoltà. Quindi porto i saluti del sindaco, della giunta e di tutta l'amministrazione. Per quello che posso dire, io ho avuto il piacere di conoscere l'autore del libro di questa sera, il signor Bortolato, e posso dire che se ha fatto un libro sono convinto che l'ha fatto bene, perché l'ho conosciuto in altre occasioni, l'ho conosciuto sul mondo del rugby. È una persona che quando si è dedicato a una cosa l'ha sempre fatta con tutte le sue forze, quindi sicuramente sarà una cosa ben riuscita. Pertanto io auguro un buon successo a questo libro, auguro un buon successo e mi raccomando, dobbiamo sostenere tutti il motivo per cui questo libro è stato fatto. Grazie. Grazie ancora, e ora tocca a me, diciamo, no? Quindi perché siamo qui questa sera? Questa sera siamo qui per una nobile causa, e come tutte le nobili cause c'è sempre un c'era una volta. Il protagonista di questo c'era una volta è Giancarlo Volpato. Questo amico è un ex giocatore di rugby che qualche anno fa, durante una mischia di allenamento, si è ritrovato paralizzato. Ecco, a seguito ovviamente di questo grave infortunio c'è stato sicuramente un periodo buio perché è normale che sia così, perché siamo umani e queste cose accadono a tutti, sia perché siano infortuni sportivi che di altro genere. Quando arrivo a questo punto della storia io faccio sempre una citazione di John Kirwan. John Kirwan, per chi non sapesse chi è, io lo definirei il rugby, perché è stato capitano degli All Blacks, è stato allenatore della nazionale italiana di rugby e è attuale allenatore della nazionale giapponese. Lui dice molto bene: il rugby a me ha dato tutto, a Giancarlo ha tolto tutto. Giancarlo però è una persona fantastica e ancora adesso, se chiediamo ai suoi amici, a Roberto o comunque a tutti noi, ci dicono che è lui che dà la forza agli altri, perché ha avuto la splendida idea di creare un'associazione, di fondare un'associazione del quale è presidente, che è l'associazione Lesioni Spinali Onlus La Colonna. Perché ha creato questa associazione Giancarlo? Lui pensa agli altri e quindi ha detto: beh, qui non sappiamo molto di queste lesioni, non sappiamo cosa dobbiamo fare, non sappiamo a chi possiamo chiedere aiuto, non sappiamo come muoverci, abbiamo miliardi di domande a cui non sappiamo rispondere. E quindi ha detto: beh, io voglio fare questa cosa, e questa cosa l'ha fatta per raccogliere informazioni, per divulgarle e per dare sostegno a tutte le persone che come lui si trovano in difficoltà. Oggi abbiamo la fortuna di avere dei rappresentanti dell'associazione, associazione che nasce nel 2001 se non erro, e grazie a una serie di grandi imprese che negli anni si sono svolte sono riusciti a fare bellissime cose. Ora però do la parola a uno dei rappresentanti, a Riccardo se non erro, che ci spiegherà meglio di me sicuramente cos'è questo mondo. Prego. Buonasera a tutti. Allora, io sono qua stasera per raccontarvi un attimo che cos'è la colonna. E la colonna è un'idea di Giancarlo, perché dopo l'incidente si è trovato davanti a tutta una serie di problematiche a cui era difficile reperire risposte, e quindi attraverso la sua esperienza ha avuto l'idea e l'intuizione di creare un portale, un sito internet dove inserire all'interno le risposte a tutte le piccole domande, a tutti i problemi
ai quali si trovava di fronte ogni giorno. E da qui, siccome il sito, il portale è diventato uno dei luoghi più importanti nella rete per quanto riguarda appunto le problematiche delle lesioni spinali, abbiamo cominciato a creare dei piccoli eventi. Abbiamo fino adesso fatto 8 tornei di rugby per raccogliere sia fondi da destinare alla ricerca e per divulgare le problematiche. Ci appoggiamo anche all'associazione sempre di John Kirwan, JK14, che attraverso degli eventi sportivi dove vengono catalizzati i media si raccolgono dei fondi che vengono destinati alla ricerca. Adesso Edoardo vi illustrerà un attimo velocemente le iniziative che nel corso di questi 10 anni abbiamo svolto. Buonasera a tutti, porto i saluti di Giancarlo e della nostra associazione a voi tutti. Io leggo perché ultimamente i numeri sono molto, scusate il termine, i numeri sono molto consistenti e quindi, come diceva mio amico Riccardo, abbiamo iniziato con poco fino ad arrivare a cose abbastanza corpose. Fino adesso abbiamo donato 120.000 euro alla Fondazione Montecatone Onlus per la ricerca scientifica con le cellule staminali delle lesioni del midollo. Questo è investire nel futuro. Nel presente cerchiamo di migliorare le persone purtroppo che sono state toccate da incidenti di questa gravità. E fino adesso abbiamo donato un strumento, il bladder scanner, per eseguire indagini non invasive alla vescica, donato all'ambulatorio per la vescica neurologica all'ospedale di Noale, un letto attrezzato per eseguire indagini neurologiche all'ambulatorio per la vescica neurologica sempre all'ospedale di Noale, 10.000 euro alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Milano, dove noi viviamo, per l'abbattimento delle barriere architettoniche di lavori della ristrutturazione del patronato, un altro strumento per l'urodinamica del valore di 70.000 euro donato all'ambulatorio per la vescica neurologica all'ospedale sempre di Noale, una piattaforma elevatrice donata al Teatro di Milano per rendere accessibile al palco anche le persone con disabilità motorie, un strumento blood scanner per eseguire indagini non invasive alla vescica donato all'ospedale, alla clinica Montecatone di Imola, un contributo di 10.000 euro per la ricerca scientifica con le cellule staminali nelle lesioni spinali condotta dal professor Gordio dell'Università di Milano, una donazione di una carrozzina elettrica accessoriata per pazienti con grave tetraplegia modello per mobile sempre all'ospedale di Montecatone, alla clinica di Montecatone di Imola, e un contributo pari a 10.000 euro per la ricerca scientifica con le nanotecnologie nelle lesioni spinali croniche condotte dal professor Angelo Luigi Vescovi e Fabrizio Zelin dell'Università di Milano. E tengo a ribadire che tutto questo è stato fatto dalla buona volontà di tutti quanti, sia chi ha partecipato tutti i giorni in maniera molto più attiva che dei semplici amici, simpatizzanti che ci hanno aiutato a fare questo. Il raggiunto di questo obiettivo è stato possibile con l'ausilio di tutto, l'amicizia che abbiamo nella nostra cittadinanza di Milano. E quindi porto di nuovo nuovamente il ringraziamento del nostro presidente Giancarlo. Il nostro amico qui ha detto tante cose giuste, ha detto siamo riusciti a fare questo per tantissime persone con un cuore grande e quindi sì, ci sono amici che in qualche modo contribuiscono, però ci sono persone importanti che hanno un palmarè a livello sportivo fenomenale, come sì, ok, John Kirwan perché vedi i nostri bimbi di rugby, quindi è giusto citarlo, però c'è Emanuela Levorato, Franco Poperzi, Scarpa, quindi tutte persone che nell'ambito sportivo hanno messo a disposizione quello che sanno fare e a volte anche in condizioni un po' non molto favorevoli.
Prima il nostro Gian Domenico diceva, ma facci qualche esempio, giustissimo. Qualche esempio potrebbe essere il famoso caso di John Kirwan che sul ponte, che non mi ricordo mai che ponte è, non me lo ricorderò, Ponte della Libertà, grazie per il suggerimento, ha guardato Roberta e gli ha detto, guarda, qua io faccio a nuoto lo stretto di Gibilterra, di Messina, sì, Gibilterra. Sapete perché ho detto Gibilterra? Perché oggi ho fatto ripetizione di un bambino di geografia e doveva studiare lo stretto di Gibilterra. Comunque lo stretto di Messina, giustamente Roberto dice, lui però non aveva molta idea di cosa fosse questa cosa, e quindi gli ha detto, tu trova i soldi e io organizzo. Quindi questa è una delle tante imprese, poi Maratona di Venezia, New York, e quindi piano piano ci avviciniamo alla pazza impresa che il nostro amico qui, scrittore, ha fatto, perché lui è partito da dove abita, quindi da Venezia e Piazza San Marco. Ok, Venezia e Piazza San Marco, è arrivato a Santiago de Compostela. Quindi ecco perché tante iniziative negli anni ci sono state, e proprio per questo fine, per questo scopo. E è fondamentale ricordare una cosa, queste cose sono state fatte e si continuano a fare perché molta gente, oltre ad avere un cuore grande, crede nei principi che si vogliono trasmettere. Quindi rugby è anche questo, e noi crediamo in questo spirito del rugby. Oltre a questo, queste iniziative si fanno perché anche in tempo di crisi fortunatamente ci sono persone disposte a dare una mano anche economicamente, perché è vero che è sempre dolente toccare il tasto economico, però è giusto ricordarlo ed è giusto dirlo. Quindi grazie anche soprattutto e solo grazie agli sponsor che ci hanno dato una mano enorme, questo libro è stato pubblicato, e voglio precisare che tutti i fondi che verranno raccolti sono soldi puliti, tra virgolette, perché verranno destinati assolutamente per intero all'associazione. Ecco, ora io vorrei che il nostro caro amico Gian Domenico Mazzocato, che è una persona molto preparata, molto colta, che io ammiro molto, ci raccontasse qualcosina su questo libro, perché lui ha avuto la fortuna di leggerlo in anticipo, diciamo, e ci ha fatto anche pure la presentazione, quindi lascio lui la parola. Io vorrei partire da quello che ha detto Alice, perché Alice ha detto una cosa molto importante, perché qui stiamo parlando di soldi e di cose che si fanno con i soldi, che è già molto ed è molto importante. Però non dimentichiamo che tutto quello che si fa ha anche un valore ulteriore, ha un valore di testimonianza. È perché crediamo a dei valori, è perché le cose che facciamo le consideriamo esemplari e indicatrici di una strada. Se questa sera noi siamo qui a parlare a un pubblico che è adulto, ma siamo qui a parlare ad un pubblico che è fatto da bambini, soprattutto da bambini, che sono la nostra speranza, la nostra scommessa sul futuro, che sono il nostro stesso futuro, è perché a quei bambini probabilmente dice poco, anche se è giusto dirlo, che sia stata fatta una certa cosa in un certo posto, ma è importante dire che quella cosa è stata fatta in nome di un ideale. E questa sera siamo a parlare di una cosa che ha dell'incredibile, perché c'è un uomo, una persona, che ha deciso di partire da casa sua, da Piazza San Marco a Venezia, per essere esatti, e raggiungere Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, lo dico ai bambini, è di là delle Alpi, giù di tutta la Francia, di là dei Pirenei, in faccia all'oceano. Cosa sono? 2500 chilometri.
percorsi a piedi in 54 giorni, una tappa dietro l'altra, giorno dopo giorno, con lo zaino in spalla e con davanti la prospettiva di arrivare in questo luogo straordinario che ha un senso per ciò che rappresenta. Io, Roberto, devo dirti una cosa, questa è la tu le stai facendo a tappeto, perché ogni presentazione che fai è un tassello che aggiungi a questo straordinario mosaico che è l'offerta per curare l'inabilità derivante dalle lesioni spinali, ma questa è la seconda che facciamo assieme. Eravamo qualche sera fa a San Donato, c'era anche Alice, c'era anche la Maria Luisa, la dottoressa, e tu hai detto una cosa che, sai, mi ha indotto nel giorno successivo ad andare a rileggere il libro. Il libro non è un'impresa tremenda rileggere il libro di Roberto, perché è un libro che tra i suoi grandi pregi ha l'estrema scorrevolezza, l'estrema agilità. L'unica cosa pesante è la mia prefazione, quindi saltatela a pie pari, saltatela tranquillamente, non vi perdete niente. E Roberto ha fatto cenno al silenzio dentro al quale, come in una sorta di campana, vive la persona che compie un'impresa del genere. Poi questo accenno al silenzio ha avuto, mentre bevevamo un goccio di prosecco, una pendice anche, come dire, di quelle che ti fanno sentire con i piedi per terra, perché Roberto ha detto qualche volta il silenzio era così duro e così assillante che mi fermavo a chiedere delle indicazioni alle persone e poi per avere un'altra occasione di scambiare due parole chiedevo la stessa informazione a una persona un paio di chilometri più in là. La seconda richiesta, magari la terza e la quarta, erano perfettamente inutili perché le indicazioni le aveva già, ma così scambiava due parole. Ma la dimensione del silenzio, che è la dimensione dentro la quale noi prendiamo coscienza di ciò che siamo, di ciò che vogliamo e della strada che dobbiamo percorrere. Lo dico nella mia prefazione. Io a Santiago di Compostela ci sono stato, ma ben protetto nella pancia del mio camper. Conosco bene la zona, conosco il cammino di Santiago, che è una cosa straordinaria. Ma dicevo, l'esperienza di andare a Santiago di Compostela ti cambia la vita. E pensatevi come l'ha cambiata ad un uomo che l'ha raggiunta a piedi. Le 3 paia di scarpe di cui parla nel titolo bellissimo, titolo emblematico, titolo significativo, sono le 3 paia di scarpe che ha consumato, una per l'Italia, una per la Francia e una per la Spagna, giorno dopo giorno. Vedete, c'è una linea del sacro che attraversa tutta quella zona d'Europa e che è Lourdes, Santiago di Compostela, Fatima. Ora io, per carità, non voglio offendere, io a Lourdes sento la presenza del divino, del luminoso, come si dice, ma Lourdes non mi piace. Lourdes è un supermercato del ricordino. Spero che qualcuno sia d'accordo con me, anche se il valore di spiritualità è altissimo, per carità. Fatima c'è un altro livello di spiritualità, lo devo dire, ma entrambi questi luoghi sono luoghi, per così dire, di spiritualità moderna. Lourdes è dell'800, il fenomeno Lourdes con Bernadette Soubirous è dell'800, quanto a Fatima, l'ultima delle sorelle dei pastorelli che hanno ricevuto dalla Madonna, si dice che abbiano ricevuto dalla Madonna delle profezie importanti, è morta da pochi anni, è morta dopo aver parlato con Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, rivelando anche a loro dei segreti molto difficili da portare
Per esempio si dice che Giovanni Paolo II sapesse per profezia della pastorella che sarebbe stato ferito e avrebbe subito quella gravissima ferita. Santiago di Compostela no, Santiago di Compostela è antico. Santiago di Compostela nasce come luogo del sacro nell'813 e lo dico perché l'anno prossimo, per chi ci vuole andare, sarà uno straordinario anno secolare, sarà il 1200° anno di vita del fenomeno Santiago di Compostela. Lì hanno una religiosità che bisogna andarci per capire come si vive la religiosità. Per esempio loro hanno un anno sacro che non coincide con l'anno, pur essendo nell'ambito della cattolicità, è vero, ma non coincide con l'anno sacro dei cattolici. Loro hanno un anno sacro tutti gli anni in cui la festa di San Giacomo, perché Santiago vuol dire San Giacomo, cade di domenica. Quello è per loro l'anno santo. Dicevo 1200 anni fa, 813. C'è un pellegrino, la tradizione ce ne ha anche tramandato il nome, si chiama Paio o Pago, che è diminutivo, abbreviativo di Pelagio. Già questo ci dice che siamo, come dire, che è un nome leggendario, perché Pelagio non vuol dire altro che uomo del mare. Guardate che qui siamo nell'813 ai confini del mondo, perché soltanto secoli dopo, proprio da quei posti, Cristoforo Colombo partirà per andare a scoprire l'America. Qui c'è un posto, proprio lì vicino, sull'oceano, che si chiama Finisterre. Non bisogna sapere il latino per capire che Finisterre vuol dire fine della terra conosciuta. E nell'anno 813 questo pellegrino, questo Pelagio, detto Pacco, seguendo una stella, trova la tomba in cui sono sepolti 3 cadaveri. Uno di questi ha la testa mozzata. E su quello con la testa mozzata c'è scritto che è il corpo, la reliquia corporea di San Giacomo Maggiore. Sapete che negli apostoli di San Giacomo, tra gli apostoli di San Giacomo ce ne sono 2. Allora è San Giacomo Maggiore guidato da una stella. Compostela è una parola latina che significa campo della stella, luogo illuminato dalla stella. La scoperta fece subito rizzare le orecchie al re del posto. Qui siamo nel centro della Galizia, proprio nel cuore della Galizia. Il re locale era Alfonso II della Galizia e delle Asturie, il quale comincia il culto. Fa costruire una magnifica chiesa, poi ci sono varie vicende, un secolo dopo lì viene occupato dai musulmani, poi viene riconquistato alla cristianità, ma insomma è fiorito un culto che dura da 1200 anni. Quando si va lì si scopre che si è in una dimensione diversa, sarà anche tutto quello che ci sta intorno, i sapori, gli odori, i suoni. Qui si esegue una straordinaria musica celtica, con le sonorità per esempio di una zampogna che si chiama gaita. Io ho avuto la fortuna di capitare nel giorno del concerto del massimo complesso locale, che è quello dei Miadoiro. Straordinario, è un luogo magico. Si è diversi quando ci si va e soprattutto quando ci si torna. A stare lì sulla spianata, questa chiesa di uno splendido barocco spagnolo, nord spagnolo per essere esatti, si trovano persone che arrivano e ti dicono tutti la stessa cosa. I più terribili sono i primi 15 giorni, poi poi le gambe vorrebbero andare da sole. Ecco, le gambe vorrebbero andare da sole. Il silenzio, la dimensione del silenzio come chiave di lettura, che va coniugata a un'altra chiave di lettura, che è quella delle persone e delle conoscenze e delle amicizie e dei soccorsi che Roberto ha avuto per strada. Il mondo del rugby si è mobilitato e Roberto era atteso ad ogni tappa ed era occasione di festa ad ogni tappa.
e veniva seguito proprio da Giancarlo Volpato nel suo sito giorno per giorno dal computer, e noi lo seguivamo, vedevamo sul computer le icone che si trasformavano da percorso da percorrere a percorso fatto, giorno per giorno, e gli scrivevamo ed eravamo in dialogo con lui. Ognuno di noi si chiedeva: cosa ti sostiene, Roberto? Cosa ti tiene su? Cosa ti dà forza di andare? Cosa ti ha fatto fare la follia di metterti per strada? E se vi diciamo che non abbiamo una risposta, non è per retorica, è perché è così. C'è qualcosa di magico, di divino, di metafisico, di oltre le forze umane quando ci si imbarca in un'impresa del genere. E a tenerti su è quella benzina particolare che si chiama amore. Questo atto che ha fatto Roberto Bortolato, è un grande atto d'amore, è un grande atto gratuito. E quando è tornato, io ho avuto la fortuna di condividere questo evento letterario fin dall'inizio. Roberto ha deciso di raccontarlo in un libro, che è il libro che vedrete questa sera e di cui avrete a video un piccolissimo anticipo e molto invitante anticipo. Roberto poi mi ha conferito il privilegio di scrivergli, lo considero tale, lo considero un privilegio, di scrivergli la prefazione, dove ho detto tutta la mia gioia, tutta la mia ammirazione, e soprattutto gli ho detto tutto il grazie, perché, cari amici, e qui chiudo, vedete, un lavoro come quello che fa Roberto, una cosa come quella che ha fatto Roberto, è una cosa che chiede di essere rilanciata. Non è un punto fermo, è un puntare avanti, è un affermare davanti al mondo che c'è ancora spazio per la generosità, per quella cosa pazza, folle, incredibile di questi tempi, che si chiama amore, ma che è una delle poche cose per cui vale la pena di vivere. Vi ringrazio. Io ringrazio Giandomenico perché riesce sempre a dare il senso di quello che siamo qui a fare e il senso del libro che siamo qui a presentare. Ora in teoria è il momento di arrivare al clou del nostro incontro, quindi qui davanti vedete uno zaino che è stato, chiamiamo, il compagno di merenda di Roberto in tutto il suo percorso, e come ha detto Giandomenico, il libro non è un qualcosa di, cioè non pensate di leggere Tolstoi e cose del genere, è una cosa, ha senso per quello che c'è dietro. Quindi è un libro molto bello, molto leggero, dove potete vedere delle immagini, il percorso che faceva giornalmente, alcune poesie, i suoi sentimenti, i messaggi da casa che scrivevano sul sito internet che lo seguivano. Però questa volta, forse, se Roberto mi conferma, vogliamo fare il gioco inverso. Solitamente noi adesso raccontiamo una storia, diciamo, tu ci racconti come ti sei preparato, cosa hai fatto, quando uscivi a camminare. Oggi magari proviamo il contrario, quindi vi facciamo vedere un breve filmato che dura 7 minuti. Endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru.
that's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Questo è il Passo del Cerreto, è la prima grande emozione di questo viaggio. Questa è l'unica strada che collegava la pianura tosco-emiliana, la pianura veneta, con la Liguria, con il mare. Questo è il primo grande risultato. Ora vi lascio e proseguo con la discesa. Ok, la seconda grande tappa è questa, stiamo attraversando la frontiera, dall'Italia sto andando in Francia. Anche questa è una bella emozione, un'altra tappa, un'altra grande tappa se n'è andata, è stata l'Italia ed ora siamo in Francia. E le mie gambe han camminato tanto, e la mia faccia ha preso tanto vento, e con i miei occhi ho visto tanta vita, e le mie orecchie tanta ne han sentita. E le mie mani hanno applaudito il mondo, perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te. E le mie ossa han preso tante botte, e ho vinto e perso dentro a tante lotte. Mi sono steso su 1000 lenzuola, cercando il fuoco dentro a una parola. E le mie mani hanno applaudito il mondo, perché il mondo è il posto dove ho visto te,
dove ho visto te, dove ho visto te. E c'è una parte dell'America che assomiglia a te, quei grandi cieli senza nuvole, con le farfalle, con le aquile. E c'è una parte dentro all'Africa che assomiglia a te, una leonessa con i suoi cuccioli che lotta sola per difenderli. E le mie braccia hanno afferrato armi e tanta stoffa addosso a riscaldarmi. E nel mio petto c'è un motore acceso fatto per dare più di quel che ha preso. E le mie mani hanno applaudito il mondo, perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te. E le mie scarpe han camminato tanto e la mia faccia ha preso tanto vento, e con i miei occhi ho visto tanta vita e le mie orecchie tanta ne han sentita. E le mie mani hanno applaudito il mondo, perché il mondo è il posto dove ho visto te, dove ho visto te, dove ho visto te. E c'è una parte nella mia città che assomiglia a te, quella dei bar con fuori i tavolini e del silenzio di certi giardini. E c'è una parte della luna che assomiglia a te. Questa non è esattamente la frontiera, ma l'abbiamo passata da un paio di chilometri, quindi lasciamo il bonjour e incominciamo con il buenos dias. È un bel appuntamento e sì, anche questo è un bel traguardo, perché siamo riusciti io e Giancarlo a superare anche la Francia e ora ci accingiamo a percorrere quel pezzo di Spagna fino a Santiago de Compostela. I Pirenei sono bellissimi, meravigliosi, un verde stupendo, però da questo momento in su inizia la Spagna. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi tap 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 tap, ma i tuoi piedi tap 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 tap. Happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. Oh, I love it, love it. Happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. Oh, I love it. Telefonerai probabilmente a me tuo schiavo d'amore, ti divertirai, che traguardi vuoi farmi trovare? Ma i tuoi piedi tap 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 tap, ma i tuoi piedi tap 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 tap. Happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. Oh, I love it. Happy feet, da da da, happy feet, da da da, happy feet. Oh, I love it. A che mostra andrai? Un Picasso in fiamme ti può andare. Ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare. Penso che un sogno così non ritorni mai più.
mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu. Intanto buonasera a tutti. Non sono un mostro, perché loro due hanno fatto lo Stretto di Messina a nuoto, quindi basta volerle le cose e ci siamo. La cosa intanto che volevo dire è dire grazie a voi, perché so che senza l'aiuto di qualcuno queste cose non sarebbero riuscite, non sarei riuscito a farle. Il libro non sarebbe uscito e molte di queste emozioni non avreste potuto leggerle o vederle. È impossibile fare 2500 km a piedi sempre, perché le strade non lo permettono, perché tu cammini per una strada normale e a un certo punto arrivi in una tangenziale e ti fermi, perché oggi in Italia e in Francia non c'è la tradizione del cammino. Gli ultimi 800 km sì, gli ultimi 800 km viaggi a piedi per 800 km. Arrivi al paesello, arrivi al paese, c'è l'ostello, c'è il bar, c'è la lavatrice, ti puoi lavare e fare. In Italia e in Francia no. Però sono stato seguito, questo sì, questo è il rugby che ti facciamo parte di un mondo forse speciale. Gian Domenico, è vero. E il nostro mondo è un mondo unico, speciale, è unico. L'Italia l'ho attraversata tutta facendo delle tappe ben precise. Il percorso è stato semplicissimo. Ho messo la stecca a Venezia e la stecca a Santiago de Compostela, ho fatto una striscia, ho diviso per 40 e dove capitava il paese facevo la fermata che c'era da fare. Quindi la parrocchia, dove c'era la società di rugby avevo chiamato precedentemente, quindi La Spezia, Imperia, Savona, Ventimiglia, là il mondo del rugby veniva a prendermi, mi portava a casa, arrivavo 1:30, 2 pomeriggio, mi davano le chiavi di casa, non conoscevo nessuno, ma questo ti fa sentire e senti che la gente che è vicino è incredibile. Io ho trovato gente che mi ha dato le chiavi di casa, non mi conosceva, io non conoscevo loro, e mi ha detto: queste sono le chiavi, questo è il bagno, lavatrice, vai, fai. Noi arriviamo 7:30, 8, poi arrivavano a 7:30, 8 con le bracciole, con i parenti, e fino alle 11 di sera là a raccontare queste cose. E questo è il mondo del rugby, ma in Italia, ma in Francia è la stessa cosa. Quelli che avete visto sono ragazzi che facciamo collaborazioni con il Midi-Pyrénées, con Languedoc, e venivano a prendermi, mi portavano, venivano a prendermi, mi portavano. A Lourdes io invece, Gian Domenico, ho avuto una sensazione incredibile. Io a Lourdes non sono tanto, diciamo, però a Lourdes non so perché, forse perché ci sono arrivato a piedi.
Io a Lourdes ho avuto la fortuna, non c'era nessuno, ho fatto il bagno sulle vasche, ho notato che quando esci dalla vasca non sei bagnato, e l'asciugamano non ce l'avevo, non si usa, ero comunque asciutto. E la sensazione che ho avuto a Lourdes è stata una sensazione fortissima. La Spagna è stata bella, è stata meravigliosa. Lo zaino è questo. Questo è lo zaino che avevo sempre. Erano 13 kg sempre, da Venezia alla Spagna. Al mattino pesava un po' di più perché c'era la colazione, c'era l'acqua, c'era altre cose, però questo è quello che avevo sempre addosso. Un'altra cosa molto bella che vi faccio vedere perché ne vale la pena è questa. Questa è la carta del pellegrino. Questa è una carta che ti danno, diciamo, è un lascia passare, diciamo. E di solito non è, molti la usano per far vedere questo, no, io l'ho usata proprio per constatare che il viaggio è stato fatto e ogni fermata, mi fermavo o in una parrocchia o dai vigili o quant'altro, ogni giorno mettevo un timbro dove arrivavo, ed è questa. Questa è bella. C'è una delle robe che uno non perde mai nella sua vita, questo è via, sì. Questo è esatto. Poi tanti chiedono, ma quello del parlare è stato un problema incredibile, perché non riesci a comunicare con nessuno, perché solo sei. E anche se questa sera mangiamo assieme, per esempio in Spagna si mangiava assieme con altri, però gli altri andavano in bici, gli altri andavano e io rimanevo a piedi. Il problema della Francia è stato un problema, a parte prima della Francia in Italia c'era un problema, il problema è quello delle mappe e delle strade. Io mi ero preparato, perché è stato un viaggio preparato, 2 anni di preparazione, diciamo preparazione fisica, ma anche preparazione al viaggio, alla tappa, dove, la strada, perché lo avevo programmato molto bene. E il problema era che io avevo le carte non corrispondevano tante volte a quello che era il percorso che dovevi fare. Ti dicevano vai avanti, prendi la tangenziale, la tangenziale dov'è che la prendi? Se non ci puoi andare, dopo ti vedevano con lo zaino e dicevano non lo so, andavi e via. Il problema del parlare era un altro problema. Io chiedevo ripetutamente la stessa informazione a decine di persone. Il primo che trovavo gli dicevo scusa per Nizza e lui sempre diceva tu droit à bord de mer e vai avanti, tanto è là Nizza, ma l'importante era riuscire a dialogare, e con questo ho trovato a Nizza una persona di Milano, quindi quasi coetanei, che era 50 anni che era a Nizza, e abbiamo parlato per un po' e via avanti. Ho sbagliato strada un paio di volte, una proprio sono andato proprio fuori, ma l'ho riportato anche sul libro, e ho trovato uno che mi ha detto guarda sei completamente fuori ma non preoccuparti, ti riporto io perché sì. Questo sì. Io ho fatto 4 maratone per Giancarlo, col doppio pettorale, vuol dire 4 maratone di Venezia, col numero mio e il numero di Giancarlo, e facevo la maratona. Che Giancarlo ce le ha. E Giancarlo ce le ha. La camera, diciamo, la sala di Giancarlo è adornata tutta a trofei. Quell'anno non stavo bene, avevo un problema a un piede e allora ho parlato con Giancarlo, qui ragazzi, ho detto facciamo una maratona di solidarietà. Siccome conosco gli organizzatori della maratona di Venezia, ho detto è possibile fare una maratona di solidarietà? E questo ha detto sì, falla perché è una cosa buona. Allora ho recuperato, non conoscendo nessuno, ho chiamato tutti i medagliati olimpici che avevamo attorno, Manuela Levorato, John Kirwan, che era del nostro del rugby, Daniele Scarpa, Sandra Trucolo, una montagna. Manuela Levorato non mi conosceva, io non conoscevo lei. Ho detto Manuela, vorrei fare questa cosa qua. E ha detto sì. Si è presentata alla maratona, aveva tutti e 2 i tendini operati, ok? Quindi questo è il livello di questi campioni qua.
Sopra il Ponte della Libertà io ho portato John, che John doveva fare gli ultimi 5 km dalla punta per andare dentro in dogana fino a San Marco, e finché aspettavamo John comincia a parlare e John fa: dobbiamo fare qualcosa di bello per Gianca, facciamo qualcosa di bello per Gianca, facciamo Stretto di Messina a nuoto. Ho detto: John, guarda che tu stai in Nuova Zelanda, ma non sai cos'è lo Stretto di Messina? No, io faccio Stretto di Messina, io trovo i soldi, tu organizzi. Ho detto: ok, se tu fai lo Stretto di Messina io vado a Santiago a piedi, perché io non nuoto. E là è nata sta cosa. Poi loro hanno fatto lo Stretto di Messina, io ho fatto Santiago e andiamo avanti. Ma è nata proprio una scommessa. Ma sta scommessa qua ha portato anche dei soldi, perché abbiamo trovato Galbusera, per esempio, che Galbusera adesso è quello dei biscotti, che ci aiuta con il nuoto per Gianca. Quando ha saputo che io ero in cammino, doveva dare 2.000 euro alla colonna per il nuoto per Gianca, ha stracciato l'assegno del nuoto per Gianca e ha fatto da 2.000 ha fatto 10.000. Quindi voglio dirti, in quanti anni? In 5-6 anni 300.000 euro portati a casa, e Giancarlo non usa 5 centesimi precisiamo per lui. Questo perché Giancarlo è ostico, non vuole usare, e John Kirwa si è incazzato su questo perché ha detto che non è giusto che noi facciamo delle cose per portare dei soldi e Giancarlo li dà a chi ha più bisogno di lui, quando noi diciamo che se facciamo qualcosa facciamo anche perché la salute di Giancarlo deve essere un po' di più. Allora, siccome lo statuto della colonna dice che non possono avere soldi, John Kirwa ha fatto un'associazione per lui e John Kirwa dona dei soldi a Giancarlo, perché dice che anche io sono d'accordo su questo, perché per esempio i genitori di Giancarlo era un tallonatore, quindi erano 80-90 kg. Bisogna girarlo due volte per notte sto ragazzo qua, perché altrimenti si fa tutte le piaghe. Quindi hanno costruito un paranco che lo alzano, lo mettono a posto e quant'altro, e queste sono spese che lui non voleva spendere, invece noi gli abbiamo detto e che gli hanno cambiato la vita, assolutamente. La cosa più dura che ho constatato, che non ho riportato ma che l'ho detto a te, è stato il rientro. Il rientro è stato per me traumatico per me, ma anche per i familiari miei che sono venuti a prendermi, perché hanno trovato una persona sicuramente diversa, a parte dimagrito di 10 kg, ma con una testa da un'altra parte e che comunque ti lascia un segno indelebile che non si potrà mai più cancellare. Il ritorno alla normalità è stato terribile. Non l'ho preparato, e questo ero sicuramente da psicologo, perché quando per 50-60 giorni l'unico obiettivo tuo è quello di camminare, di mangiare, di dormire, azzeri tutte quelle che sono le attività normali. Non pensi sicuramente alla bolletta da pagare, i figli, la moglie. Il telefono non lo usavo quasi più, perché gli ultimi giorni proprio non si usava, quindi. All'incirca quanto percorrevi al giorno? Sempre sui 40 km, 35-40 km al giorno. Poi casomai ti capitava anche che l'albergo dove eri era pieno e quindi facevi altri 5-6 km. Ti è mai capitato di dormire in qualche parte all'infuori di un albergo? No, sempre o su ostelli, su hotel o casa di qualcuno. Ho portato via la tenda perché pensavo di poter dormire, e l'ho portata fino in Francia, poi in Francia l'ho spedita a casa perché non serviva. Anche perché il problema grosso è che i campeggi sono a 5-6 km lontani dalla strada principale, e 5 km è un'ora di cammino, quindi se devi spostarti di un'ora e di un'altra ora diventa un problema. Negli ultimi 150 km ero acciaccato un po', perché ci sono dei passi, il passo più alto è 1300 metri e ci sono altri due passi, uno da 1000 e uno da 900, e ho trovato tempo bestiale, perché ho trovato 20 giorni sempre di pioggia. Il problema grandissimo era quello che non riuscivo ad asciugare le cose. Quindi non asciugando al mattino continuavi a metterti i indumenti bagnati, quindi la maglia bagnata, calzini bagnati, perché non asciugavi. Nelle discese, che sono terribili, perché quando tu hai uno scafandro così e c'è vento,
ti porta a correre nella discesa, proprio se tu cammini, non cammini più ma corrichi. E il problema era che frenando, perché freni un po', i polpacci si erano un po' ingrossati e poi c'era stato un po' di versamento, quindi gli ultimi 4-5 giorni, gli ultimi 130-140 km avevo diminuito un po', non facevo più quella media dei 40 e ho trovato queste 3 persone, 2 di Verona e una ragazza di Milano. E sul libro troverete anche qua un po' un finale un po' da cardiopalma, però è commovente, però è comunque la verità. Strada facendo riuscivo a percorrere la strada con dei ragazzi che facevano mountain bike, quindi perché loro facevano il percorso vero, il cammino vero di Santiago, io invece facevo tanta strada normale, perché avevo il problema di fare e di riuscire, la tabella mia era fissata in 60 giorni, perché più di 60 giorni mi ero prefissato che non potevo rimanere via da casa più di 60 giorni. E quindi il cammino diciamo, è a 2-3 km dalla strada principale. Se tu invece fai la strada principale risparmi un po' e cammini via molto più velocemente, anche se è un po' più pericoloso. Però il cammino è una cosa incredibile. Vuol dire è un viottolo di 800 km dove non ti perdi assolutamente, uguale da 1000 anni, ed ogni angolo, ogni strada, ogni angolo di ogni casa c'è una freccia gialla che ti indica dove devi andare, e attraverso i boschi di eucalipto. Molte volte si dice sì, il rugby, la famiglia del rugby eccetera, io l'ho vissuta. Io non conoscevo Michel è uno del Languedoc, quello che hai visto si vede qua. Michel io non lo conoscevo, mi ha seguito 3 giorni, infatti io ho fatto in 54 giorni ho fatto un giorno solo di festa, e quel giorno di festa l'ho fatto con lui, l'ho fatto a casa sua, con sua moglie, con sua figlia, ed è uno che è nel rugby a Languedoc, a Narbonne da 50 anni, che poi alla fine era dove giocava Bortolami, dove lui conosceva i ragazzi nostri, dove alla fine questa famiglia del rugby è talmente piccola che ti conosci anche se non vuoi. Ed è questa la cosa che mi ha fatto, che ti rimane dentro in una maniera incredibile. Non ho vissuto benissimo, diciamo, l'arrivo alla cattedrale. Il mio arrivo è stato quando ho visto Santiago, quando c'è una collina che è la collina del Gozo, del Monte Gozo, e lì vedi Santiago e là piangi, perché là dici sei arrivato. Poi il ritorno impiega 2 ore o 5 ore, quello non cambia tanto. Il problema, diciamo non il problema, ma è quello che senti è che dopo 2 anni che io sono arrivato a casa, è ancora talmente viva questa cosa, non è ancora decantata talmente tanto che mi emoziona vedere il filmato. Maria Luisa mi ha detto adesso, non sei stanco di vedere il filmato? No, è nuovo, è reale, è una cosa talmente viva, perché è dentro, non si dimentica in un giorno, e non ti accorgi. Si sono accorti i familiari miei che sono venuti e ci hanno messo 2 giorni in macchina, 3 giorni in macchina. Io ho fatto da Saint-Jean-de-Port, di là, sono arrivato a Saint-Jean perché avevo fatto il passo prima dei Pirenei, da Saint-Jean-de-Port a Roncisvalle con una pioggia battente incredibile, e sono andato in crisi la notte che sono arrivato a... Perché è salita, Esatto, e sono andato in crisi, sì, sono andato in crisi un paio di volte. Mentale o fisica? Fisica una volta, perché non riuscivo a alimentarmi, non riuscivo a mangiare, e proprio si spegneva il motore, proprio senti che mentale 2 o 3 volte è stata, sì, duretta. Ho fatto il passo del Cerveiro, il Cerveiro è 1300 metri e dormi a 5 km, non so se hai fatto il Cerveiro a piedi. Sì. E dormi 5 km prima. L'ho fatto no, piedi, scusa, l'ho fatto ma no. Piedi. Perfetto, comunque hai visto che c'è l'ostello, è quello che mangiavano i signori prima, ed è a 5-6 km dalla cima. E la notte aveva incominciato a piovere sulle 10 di sera, ha piovuto tutta la notte, i ragazzi che era sera dicevano non partire Roby, no, è troppo, piuttosto fermati, e io parto. Quindi alle
fatto colazione al mattino, alle 6 sono partito, pioveva, quindi mantellina rossa sempre a portata, e ho scolinato dopo sulle 7 e qualcosa, c'era nebbia, neve e un freddo terribile, e le gambe da sotto la mantellina, vuol dire da ginocchio in giù, erano tutte brinate, era tutto bianco, e là ho avuto il primo impulso di dire torno indietro e non vado più avanti. Però dopo c'erano come si chiamano quelli della corrente, quelli l'eolico, le pale eoliche che passavano sopra la testa, proprio era una cosa, nebbia terribile, e ho detto no, devo andare avanti, 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 poi un po' di discesa, e là ho preso 2 cappuccini, 2 brioche ed è andato.